Conferenza stampa oggi per ufficializzare l'appoggio del già candidato a sindaco Luigi Di Rosa a Dino Alongi nel prossimo ballottaggio. Presa di posizione del candidato a sindaco Luigi Gentile sul dopovoto: non faremo alcuna alleanza politica e nessun apparentamento. A Siculiana, dopo le elezioni, 2 consiglieri comunali eletti in una lista civica aderiscono a Forza Italia. Operazione transnazionale della Guardia di Finanza di Palermo: sequestrati oltre 200 milioni di euro, riconducibili al tesoro del boss Matteo Messina Denaro. Forte presa di posizione del presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pendolino per la drastica riduzione della portata idrica di Sicilia Acque verso la nostra provincia. Presentato oggi il progetto Generazione Aria Pulita nella giornata mondiale senza tabacco, istituita la stanza del respiro alla scuola Manhattan del plesso Montalcini al villaggio Peruzzo. Verrà restaurata la biblioteca lucchesiana di Agrigento con i fondi messi a disposizione del parco archeologico di Agrigento. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di giovedì 28 maggio. Giuseppe Di Rosa appoggerà ufficialmente al ballottaggio il candidato a sindaco Dino Alongi. È stato questo il tema della conferenza stampa di oggi, dove è stata ufficializzata l'intesa. Sentiamo i 2 candidati, Di Rosa e Alongi. Si parte oggi con questo patto di pacificazione. Sì, si parte oggi con questo patto di pacificazione. In realtà era un appello che avevo lanciato all'inizio della campagna elettorale e questo è il primo atto di pacificazione. Io l'ho sempre detto, sin dall'inizio, eravamo al Teatro Pirandello, all'inizio di questa campagna elettorale, il sogno di Dino, e penso sia il sogno di tutti gli agrigentini, era quello di pacificare la città. Oggi è un primo passo verso la pacificazione. Basta veleno, basta morte, noi siamo per la pace e per l'amore, noi vogliamo un cammino congiunto nell'interesse della città e dei cittadini di Agrigento. Dino non è mai stato, e lo confermo, voglio rinnovare, lo voglio dire, il pupo di nessuno, che sia chiaro. Dino non ha mai parlato con avatar o con gente che parlava con lui. Dino da 40 giorni in questa campagna elettorale ha parlato sempre lui, con la sua faccia, mettendoci la faccia, il cuore e gli amici. E oggi questo è un atto di pacificazione per la città. Un messaggio agli elettori che hanno raccolto in questi mesi tanti messaggi anche di attacco, no? Alla coalizione del centrodestra, al candidato del centrodestra. Adesso questo cambiamento, come ci si rivolge agli elettori adesso? Ma il messaggio è chiaro, abbiamo un unico interesse, abbiamo indossato la stessa maglia. Vorrei ricordare che grandi giocatori in Serie A sono passati dal Milan all'Inter, non significa niente. Noi siamo professionalmente indirizzati a uno stesso scopo, dobbiamo vincere una battaglia per la nostra città. Dino con questa scelta ha dimostrato di essere libero, sfido chiunque a fare la scelta che sta facendo lui, sfido chiunque a fare quello che sto facendo io. Non sto buttando sicuramente al mare 15 anni di politica da opposizione, l'opposizione può durare 1, 2, 3, 10, 5 anni, ma poi sembra destino che tu debba dire se sai fare qualcosa o meno. Oggi io voglio dimostrare di poter amministrare, di poter cambiare le sorti di questa città dall'interno, dimostrando che tutti i progetti di cui ho sempre parlato e dei quali siamo già in linea con Dino si potranno mettere in campo per migliorare la città, sanare le casse comunali e migliorare i servizi alla città. Dino Alongi, si punta adesso a una rimodificazione di quelle che sono le cariche vice sindaco. E allora ecco, già mi dispiace fare un appunto, ma ecco, si parla di cariche, di poltrone. Si ragiona in politica, non c'è la poltrona, non c'è la carica. Qua è Agrigento, signori miei, qua non è la carica di assessore, di vice sindaco, di presidente del consiglio comunale. Qua l'idea di base è Agrigento. Se le persone amano Agrigento, non si devono creare il problema della indicazione a assessore, a vice sindaco, presidente del consiglio comunale. Agrigento comanda, la strada è Agrigento, è il futuro della città. Manco me lo pongo questo problema. Chiama Agrigento
viene con me, segue me, ovviamente nel confronto, nel dialogo, nella visione, non è che segue me che sono un messia, giammai, assolutamente, ma noi non ragioniamo in termini di cariche o di poltrone o di queste cose qui. L'ho detto sin dall'inizio, qua è Agrigento che comanda, non è la poltrona, non è l'incarico assessoriale, perché se partiamo così partiamo male. Bisogna mettere in campo cuore, voglia, orgoglio e desiderio di cambiare questa città. A proposito di questo, Di Mauro ha detto che lei si può ritenere libero dai partiti. Io sono stato sempre libero. Di Mauro ha fatto questa dichiarazione, io, come dire, non ho letto nemmeno l'intervista, perché poi una parola nell'ambito di un ragionamento estrapolata magari può avere un significato diverso. In realtà io sono sempre stato libero in tutti questi 40 giorni di campagna elettorale. Ho avuto il confronto, perché qua stupido non c'è nessuno, ok, con le persone che hanno pensato alla mia candidatura, quindi ai partiti che ho dietro, ma io sono sempre stato libero, l'ho detto poco fa, anche quest'atto di oggi è sinonimo di libertà. Quindi questa è solo una sua decisione, tutti gli altri partiti che le stanno dietro che cosa pensano di Rosa e dei suoi precedenti attacchi? Quello che vogliono pensare pensano, ognuno, voglio dire, nella vita, tutti, anche in ambito familiare purtroppo, sono un avvocato, quanti attacchi subiamo o dagli amici, quanti problemi abbiamo, qua parliamo di politica. Giuseppe Di Rosa ha fatto politica in un determinato modo, simpaticamente gli ho dato una pacca sulla spalla dicendo è arrivata l'ora di crescere, è chiaro ed evidente che oggi si cambia regime, perché una cosa è l'opposizione che ognuno fa in un determinato modo, un'altra cosa è la governance, quindi chi è stato attaccato da Di Rosa poi in qualsiasi momento, penso anche Di Rosa stesso, riappacificarsi, che qua stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di fatti personali, anche se devo dire, mi spiace che io in questa campagna elettorale qualche attacco personale l'ho ricevuto. Io, siccome il mio stile, il mio modo di fare e il mio carattere, me ne sono stato al mio posto, ma ripeto, è la cosa importante di questa campagna elettorale è sottolineare e fare capire agli agrigentini che il centrodestra ha preso già 19 consiglieri, al consiglio comunale abbiamo una maggioranza assoluta, gli unici che possiamo governare siamo noi, altrimenti la città va a morire. Il candidato a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, interviene in merito alle dichiarazioni diffuse dall'MPA Grande Sicilia. La Lega, dichiara Gentile, non ha mai condiviso la scelta di una candidatura a sindaco di stampo padronale, decisa unilateralmente da qualcuno senza un reale confronto politico con le forze della coalizione. Non faremo alcuna alleanza politica né apparentamenti il nostro servizio. Sul dibattito politico del post-voto interviene il candidato a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, affermando in merito alle dichiarazioni diffuse dal coordinamento MPA Grande Sicilia, respingendo con fermezza ogni tentativo di scaricare su altri la responsabilità della sconfitta elettorale. La Lega, dichiara Luigi Gentile, non ha mai condiviso la scelta di una candidatura a sindaco di stampo padronale, decisa unilateralmente da qualcuno senza un reale confronto politico con le forze della coalizione. La nostra posizione è stata sempre chiara, il centrodestra avrebbe dovuto esprimere una sola candidatura unitaria e condivisa tra tutti i partiti e movimenti della coalizione. Sarebbe stata una scelta di buonsenso che avrebbe certamente portato alla vittoria già al primo turno. Prima di puntare il dito contro gli altri, prosegue Luigi Gentile, l'MPA Grande Sicilia dovrebbe guardare in casa propria per verificare un dato oggettivo che la dice lunga sulla vera origine della sconfitta. Le liste a sostegno del candidato Alonge hanno ottenuto quasi il 60% del consenso elettorale, a fronte del solo 35% sul sindaco collegato. Luigi Gentile rivendica pertanto con forza il progetto politico portato avanti in questa campagna elettorale. Noi abbiamo proposto ai cittadini un'idea concreta di rilancio e un'alternativa moderata per il governo della città, fondata sulla partecipazione, competenza e amore per Agrigento. Un progetto serio, libero e coerente che continueremo a portare avanti con determinazione. Infine Luigi Gentile chiarisce la propria posizione in vista del ballottaggio. Non faremo alcuna alleanza politica né apparentamenti, non siamo legati alle poltrone, non intendiamo barattare la nostra coerenza per accordi di convenienza, continueremo a rispettare il mandato ricevuto dai nostri elettori con serietà e dignità politica. La neoeletta consigliere comunale assicuriana Alessia Palermo e Pasquale Lo Giudice, primo dei non eletti alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio,
ringraziano il gruppo Sicania per l'esperienza condivisa in questi mesi, ma dopo una seria riflessione hanno deciso di aderire a Forza Italia. I due esponenti spiegano che la scelta nasce dalla volontà di intraprendere un percorso politico-amministrativo stabile e strutturato, orientato all'interesse della comunità di Siculiana e al sostegno dell'azione del sindaco Peppe Zambito. Nel motivare l'adesione, Palermo e Lo Giudice dichiarano di riconoscersi nelle posizioni politiche di Forza Italia, un punto di riferimento del partito sul territorio, condividendone l'impostazione amministrativa e programmatica espressa dallo stesso. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DD Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per l'impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni e società e disponibilità finanziaria per oltre 200 milioni di euro riconducibili al tesoro del boss Matteo Messina Denaro. Il nostro servizio. Una vasta operazione di respiro internazionale coordinata dalla direzione distrettuale di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale, alla sede con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziaria per oltre 200 milioni di euro. Le attività sono in corso di svolgimento, oltre che in Italia, Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, il Principato di Monaco e in Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i collaterali organi giudiziari e di polizia attivati tramite richieste rogatoriali e strumenti di cooperazione europea, eseguite anche estese perquisizioni a Malaga e a Campobello di Mazara, tutti luoghi nella disponibilità degli indagati. Sono oltre 150 i finanzieri impegnati nelle operazioni, parte di quali anche all'estero, al fianco delle forze di polizia degli stati esteri coinvolti, impiegati anche mezzi aerei, droni, dispositivi termoscanner per la ricerca di intercapedini e cavità nascoste, oltre a un team di esperti specializzato in analisi informatiche per l'individuazione di wallet digitali e criptovalute. L'operazione giunge al culmine di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del rimpiego in molteplici stati europei ed extraeuropei di grossi capitali derivanti da attività del narcotraffico prosperati già a partire dagli anni '80 sotto l'egida di Cosa Nostra trapanese. Le investigazioni sono nate da una segnalazione dell'autorità di Andorra relativa a una donna originaria di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con importanti disponibilità economiche in quel paese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la stessa era stata coniugata con un narcotrafficante di elevato spessore criminale, già destinatario di diverse condanne, con rapporti di stretta contiguità con Cosa Nostra. Su questo punto fondamentali nel corso delle indagini si sono dimostrate le dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia, i quali hanno dichiarato come parte del flusso di denaro connesso ai traffici di stupefacente fosse destinata in modo sistematico alle esigenze del mandamento di Castelvetrano e del suo stesso vertice, Matteo Messina Denaro. Sulla base di queste premesse si è fatta strada l'ipotesi che i fondi andorrani fossero in realtà da ricondurre alle suddette attività criminali nel settore della droga. Sono stati avviati dunque più espesi accertamenti che, partendo dal Principato di Andorra, si sono irradiati in numerosi altri paesi europei ed extraeuropei. In particolare iniziative di collaborazione sono state instaurate anche attraverso la rete di esperti economico-finanziari all'estero della Guardia di Finanza con la Spagna, il Lussemburgo, il Principato di Monaco e il Libano.
E sull'odierna operazione della Guardia di Finanza interviene il Presidente della Regione Schifani affermando: esprimo il mio plauso alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e alla Guardia di Finanza per la straordinaria operazione che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro, un risultato di grande rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata e ai suoi interessi economici, frutto di un efficace lavoro investigativo internazionale. La lotta alla mafia non conosce pause e l'esito di oggi ne rappresenta una concreta e importante conferma. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento esprime fortissima preoccupazione per le gravissime conseguenze che la determinazione rischia di produrre sull'intero territorio provinciale. Ci riferiamo alla riduzione di Siciliacque della portata idrica verso la nostra provincia. Con riferimento alla comunicazione con cui Siciliacque SpA ha rappresentato la decisione di limitare la fornitura idrica ai volumi corrispondenti all'importo di 0,8 euro mese garantito da AICA, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per mezzo del Presidente Pendolino, esprime una fortissima preoccupazione per le gravissime conseguenze che tale determinazione rischia di produrre sull'intero territorio della provincia di Agrigento. La riduzione dell'erogazione idrica e il sostanziale diniego di ulteriori disponibilità di risorse giungono in un momento estremamente delicato alle porte della stagione estiva, quando le elevate temperature e l'incremento dei consumi renderanno ancora più drammatica una situazione fortemente compromessa dalla persistente crisi idrica che colpisce la nostra provincia. Una simile decisione, continua il Presidente Pendolino, avrebbe infatti devastanti sulla comunità di 42 comuni della provincia, causando pesantissimi disagi ai cittadini, alle famiglie, alle attività produttive, agli operatori turistici, ai ristoratori, ai titolari delle strutture ricettive, con inevitabili ripercussioni anche sul piano economico, sanitario e sociale. Non è pensabile che un territorio duramente provato possa vedere compromessa la possibilità di accedere a maggiori disponibilità di acqua a causa di logge esclusivamente economiche e finanziarie o posizioni rigidamente collegati a contenziosi in essere tra soggetti gestori di un servizio pubblico essenziale. AICA, continua Pendolino, sta portando avanti un percorso di riequilibrio aziendale nella piena consapevolezza delle proprie responsabilità pubbliche e istituzionali. Per tali ragioni il Libero Consorzio Comunale di Agrigento chiede un urgente e autorevole intervento istituzionale affinché venga immediatamente ristabilito un equilibrio compatibile con la natura pubblica ed essenziale del servizio idrico e sia garantita alla provincia di Agrigento ogni necessaria disponibilità di risorsa idrica, scongiurando decisioni che in un periodo segnato da temperature torride e da una crescente emergenza sociale rischiano di aggravare ulteriormente le condizioni di vita della nostra comunità. E sempre in tema di acqua, l'AICA informa i cittadini che è pienamente operativo il sistema automatizzato per la richiesta del servizio di approvvigionamento idrico sostituito tramite l'autobotte, pensato per rendere il servizio più rapido, semplice e completamente tracciabile. Si tratta di un passo avanti nel percorso di modernizzazione dei servizi ai cittadini, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa. Per richiedere l'autobotte è sufficiente chiamare il numero 0922 44 15 39 e selezionare l'opzione 5 dedicata al servizio. Il sistema automatico guida l'utente consentendo l'inoltro della richiesta in pochi minuti, senza attese telefoniche e compresa di carico immediata. Inserendo il codice utente e il codice anagrafica reperibili sulla bolletta, il sistema verifica la correttezza dei dati, la posizione contrattuale, permettendo
di inoltrare una nuova richiesta e controllarne una già aperta. Il sistema prevede una gestione automatizzata delle priorità che consente di assegnare le forniture in modo equo e trasparente. Le richieste vengono classificate in 4 livelli. La priorità massima è riservata alle persone sensibili e fragili, agli ospedali, alle case di cura, alle cliniche, alle caserme, ai centri di assistenza. La priorità media riguarda le attività commerciali, ristoranti, musei, associazioni. La priorità bassa include parchi giochi, lavanderie e supermercati. Infine, le altre utenze domestiche vengono gestite in ordine cronologico di arrivo. Tutto il processo è tracciato digitalmente. In occasione della giornata mondiale senza tabacco è stata istituita oggi presso il plesso scolastico Manhattan del villaggio Peruzzo la stanza del respiro nell'ambito del progetto Generazione Aria Pulita in collaborazione con l'ASP di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi ad Agrigento, alla scuola Manhattan, si inaugura la stanza del respiro, la prima nelle scuole agrigentine, in collaborazione con l'ASP di Agrigento. Sì, oggi abbiamo inaugurato questa aula del respiro, questa stanza del respiro, frutto di un percorso didattico curricolare svolto in collaborazione con l'ASPI per dare ai nostri alunni la consapevolezza di vivere in un mondo diverso, un mondo migliore, soprattutto per curare l'ambiente in cui viviamo. Abbiamo fatto questo percorso contro il tabagismo, contro il fumo, e i ragazzi devo dire che hanno tratto benefici e soprattutto hanno avuto consapevolezza dell'importanza di mantenere un ambiente pulito e di evitare il fumo. C'è stato anche l'apporto fattivo con alcuni dirigenti e medici dell'ASP nella presentazione di oggi. Sì, io devo ringraziare la dottoressa Volpe e tutta l'equipe dell'ASP che ci ha collaborato in questo percorso e ripeto, un percorso veramente positivo perché ha dato ai ragazzi la possibilità di capire il danno che fa il fumo e soprattutto la possibilità di comprendere che bisogna avere un ambiente pulito dove il respiro è l'elemento essenziale. È stato anche proiettato un video molto dettagliato e molto preciso. Sì, e questo è, ripeto, frutto sempre del lavoro che i docenti con gli alunni e, ripeto, in collaborazione con l'ASP hanno fatto durante l'anno, soprattutto perché hanno studiato il corpo umano, gli effetti negativi che il tabagismo può produrre sul corpo umano, e questo dico anche un lavoro appunto didattico che ha impresso nelle giovani generazioni un carattere veramente alto e formativo. Siamo agli ultimi giorni ormai dell'anno scolastico, un consuntivo della sua attività nell'Istituto Rita Levi Montalcini, ma anche negli altri plessi che lei gestisce un po'. Sono estremamente soddisfatto perché abbiamo fatto una serie innumerevole di attività, partecipazione a diversi concorsi nei quali abbiamo avuto sempre ottimi risultati. Proprio oggi pomeriggio ci sarà la preparazione al concorso EOTERPE a cui i nostri ragazzi di strumento musicale hanno partecipato. Domani mattina al Teatro Griffo, al Museo Griffo, ci sarà il primo concorso Camilleri, quindi anche lì l'abbiamo esteso non solo ai nostri alunni ma anche agli alunni di tutta la provincia di Agrigento, e lì c'è stata una partecipazione straordinaria. Abbiamo fatto tutta una serie di progetti con il Fondo Sociale Europeo e questo è testimonianza del gran lavoro che si fa, ripeto, per dare alle giovani generazioni un'offerta formativa sempre più ampia possibile. Siamo gli alunni della scuola Nuova Manhattan. Abbiamo fatto per salutare, per non fumare, perché fa male. Noi diciamo non fumate, perché fa male. Noi non fumiamo ma profumiamo. Noi non fumiamo ma ridiamo. Noi non odiamo e non cianciariamo. E per la cronaca, furto stamani a Raffadali in una gioielleria sita in piazza Cesare Sessa. Avviate le indagini dei carabinieri al comando del maresciallo Armando Manzo, il servizio.
Furto stamani a Raffadali in una gioielleria sita in piazza Cesare Cessa, la Perla Preziosi. A quanto pare, stando alle prime indiscrezioni, trapelate un comando formato parrebbe da 3 persone incappucciate avrebbero fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale. Da una prima stima sembrerebbe che il bottino trafugato ammonterebbe a circa 100.000 euro. I ladri sono poi fuggiti per le strade del paese facendo perdere le tracce. Del furto sono stati informati immediatamente i carabinieri di Raffadali che si sono recati sul posto per avviare le indagini coordinate dal comandante della stazione maresciallo Armando Manzo. Le attività investigative dei carabinieri sono in corso, verranno anche visionati le telecamere presenti nella zona del paese per eventualmente individuare le persone sospette riconducibili alla rapina. Nel frattempo sono state anche sentite persone presenti nella zona per appurare nuovi dettagli utili a scoprire gli esecutori del furto alla gioielleria di Raffadali. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere i risultati dell'autopsia eseguita su Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara, ucciso con una coltellata nella notte tra il 19 e il 20 aprile in un parcheggio di Pavia. La consulente della procura ha chiesto una proroga per depositare gli atti. Il documento servirà a fare luce su alcuni aspetti di quanto accaduto. Intanto il 16enne indagato per l'omicidio, l'unico che si trova in carcere per il delitto, ha fornito agli inquirenti ulteriori dettagli di quella sera, così come riportano i media locali. In particolare il minorenne ha parlato dell'arma del delitto che, va ricordato, non è stata mai ritrovata. Avevamo lasciato giubbotti e le felpe in auto per non pagare il guardaroba in discoteca e quando siamo tornati in macchina ho preso una felpa, ho trovato il coltello che però non era mio, così l'ho preso per fare uno scherzo, volevo nasconderlo, anche quando siamo andati nel parcheggio ce l'avevo. Aveva un coltello nel giubbotto e stava per entrare al tribunale di Sciacca quando ai controlli il metal detector ha segnalato la presenza dell'oggetto. Un 50enne del posto è stato così fermato dalla vigilanza del Palazzo di Giustizia di Sciacca e in seguito all'intervento dei carabinieri presenti ha anche denunciato a piede libero. Non è chiaro al momento perché l'uomo si era recato in tribunale per testimoniare in un processo avesse il coltello. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che la scorsa notte ha danneggiato una Fiat Panda di un cuoco 40enne a Palma di Montechiaro. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti nella zona che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Anche il proprietario dell'auto è sceso in piazza per strada cercando di spegnere il rogo con mezzi di fortuna. Poco dopo invece sono arrivati i vigili del fuoco a completare l'opera e mettere in sicurezza l'area. Nei pressi del luogo dell'incendio sono state rinvenute alcune tracce di liquido infiammabile. La procura ha aperto un'inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio, avvia le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro. Un incidente mortale sulla strada statale 113 nel Messinese. I colleghi di Messina. Grave incidente stradale lungo la strada statale 113 settentrionale Sigula nel territorio di Cefalù, in provincia di Palermo, dove il traffico risulta attualmente bloccato al chilometro 190 e 500 a causa di uno scontro frontale tra una motocicletta e un'autovettura. Nel violento impatto ha perso la vita il conducente della moto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre ANAS, impiegate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Disagi e rallentamenti si registrano lungo l'arteria interessata, con traffico completamente fermo nel tratto coinvolto dal sinistro. Linea da regia per la pubblicità. Verranno ripristinati l'ingresso originario della Lucchesiana ai locali della biblioteca
dati in uso nei secoli passati ai padri redentoristi che hanno chiuso la comunità di Agrigento nel 2019, verranno consegnati alla biblioteca. Sarà il Parco archeologico di Agrigento, diretto dall'architetto Sciarratta, a provvedere ai lavori necessari sia per l'ingresso originario che per la nuova pavimentazione della sala monumentale, degli ambienti che verranno utilizzati per le attività della biblioteca. A darne notizia è stato Don Giuseppe Cumbo, vicario generale e presidente della Deputazione della Lucchesiana, a margine di un convegno che ha ricordato Monsignor Domenico De Gregorio, narratore e poeta dell'umano. Un ringraziamento particolare va all'arcivescovo Monsignor Damiano, promotore di questa iniziativa, quanto dichiarato da Don Angelo Chillura. Il direttore provinciale dell'INPS di Agrigento, Paolo Magri, accompagnato dal dirigente Alessandro Farrugia, si è recato in visita istituzionale presso la Camera di Commercio di Agrigento, dove è stato accolto dal commissario straordinario Giuseppe Termi e dal segretario generale Gianfranco Latino. Nel corso del cordiale incontro di lavoro sono state affrontate le principali dinamiche economiche e sociali del territorio agrigentino, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della tutela sociale, del sostegno alle imprese e delle prospettive di crescita e sviluppo della provincia. Da entrambe le parti è stata ribadita la massima disponibilità a consolidare la collaborazione istituzionale tra l'INPS e la Camera di Commercio, promuovendo iniziative comuni, momenti di confronto, percorsi condivisi, finalizzati al sostegno del sistema economico locale, della legalità e dell'occupazione regolare. Eseguito un rilievo laser scanner 3D sul costone roccioso tra Gioiosa Marea e Piraino, sulla strada statale 113, colleghi di Messina. I tecnici ANAS della struttura territoriale Sicilia hanno eseguito un rilievo laser scanner 3D del costone roccioso situato a valle della strada statale 113 settentrionale Sicula, nel tratto compreso tra Gioiosa Marea e Jaca di Piraino, in provincia di Messina. L'intervento rientra nell'ambito delle attività tecniche finalizzate alla valutazione delle condizioni di stabilità del versante interessato dalla frana, verificatasi il 15 febbraio 2026. Il movimento franoso aveva coinvolto il costone roccioso tra Torre delle Ciavole e Contrada Zappardino, rendendo necessaria la chiusura al traffico del tratto della strada statale 113 interessato dall'evento. Le operazioni di rilievo si sono svolte in un contesto particolarmente complesso sotto il profilo geomorfologico e ambientale. La presenza di una numerosa colonia di gabbiani ha infatti impedito l'utilizzo in sicurezza della flotta di droni, normalmente impiegata per questo tipo di attività di acquisizione dati. Per garantire comunque l'esecuzione del rilievo con elevati standard di precisione e in totale sicurezza, ANAS ha adottato una soluzione tecnica alternativa, utilizzando un sistema laser scanner 3D installata all'estremità della passerella del by-bridge tramite una piastra metallica appositamente predisposta. L'acquisizione dei dati è stata effettuata con metodologia stop and go, tecnica che ha consentito di assicurare la necessaria stabilità strumentale durante tutte le fasi operative e di ottenere una dettagliata modellazione tridimensionale del versante roccioso. I dati raccolti saranno adesso analizzati dai tecnici specializzati per definire gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale e alla riapertura in sicurezza del tratto interessato della strada statale 113. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.